Un'intera squadra, quella degli allievi, costretta a casa dal Covid. Un cluster vero e proprio, quello emerso a Follina, dove presidente e segretario della società di calcio sono il farmacista Mimo D'Agostino e il figlio Andrea, che hanno preso in mano la situazione per cercare di arginare il contagio. Noi subito abbiamo capito che la situazione doveva essere il più possibile limitata, quindi abbiamo bloccato gli allenamenti e avvisato il SISP, fino a quando ci hanno risposto con un ordine di quarantena, di contumacia e con la richiesta dello svolgimento di un tampone rapido a tutta la squadra. Sono emerse le altre positività per arrivare a 11 giocatori su 20 e 2 dirigenti, che sono numeri notevoli. Ragazzi di 15-16 anni, chi asintomatico, chi con raffreddore e qualche linea di febbre e poi i due dirigenti. Fortunatamente sembrerebbe, ma sono passati già diversi giorni, che nessuno abbia sviluppato manifestazioni forti della malattia. Un focolaio che rispecchia l'aumento dei casi che si registra anche in paese, sottolinea il presidente farmacista, che fa centinaia di tamponi al giorno. Se io prima prendevo 0 positivi e adesso ne prendo un paio al giorno, vuol dire che un incremento della positività c'è. Ecco. Ma penso che se come a Follina sia anche negli altri comuni e sia a livello nazionale. Per i ragazzi della Follinese intanto si attendono i tamponi molecolari e la fine della quarantena. Resta il problema della gestione della guarigione, perché tutti i guariti devono stare un mese fermi e poi rifare la visita medica agonistica. Di conseguenza anche le partite di tutto il periodo salteranno e sentendo la delegazione provinciale bisognerà studiare un piano di recuperi nel corso della primavera, perché fino a dicembre effettivamente non riusciremo a giocare.